Seconda parte di 7 in punto, benvenuti. Questa mattina parliamo di una disciplina affascinante ma assai poco contemplata nell'informazione in generale. Parliamo di tiro con l'arco, lo facciamo con il nostro gradito ospite di questa mattina che è Stefano Turon e che rappresenta la compagnia Arcieri Sagittario del Veneto di Pernumia in provincia di Padova. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Oltretutto Stefano Turon, come vedete anche da casa, disposti sul nostro tavolo, ha portato 2 splendidi esemplari di arco, ma anzitutto specifichiamo, c'è tiro con l'arco e tiro con l'arco, quali sono le differenze? Sì, c'è differenza nella tipologia di arco che si può utilizzare. Ci sono varie tipologie, questo che vediamo qui posato, questo è l'arco ricurvo, per meglio dire l'arco olimpico, che è quello più usato, quello che viene usato per esempio nelle Olimpiadi, e si compone delle sue varie parti. Questo si chiama rest, i flettenti che sono quelli che si flettono allorché viene tesa la corda e che incamerano la potenza per poi lanciare la freccia. Questo è il mirino su cui si mira verso il bersaglio e questa è una stabilizzazione per stabilizzare l'arco in maniera tale che non vibri eccessivamente. Ovviamente la corda. E quest'altro invece è un arco leggermente diverso, viene chiamato arco compound ed mentre questo è un'evoluzione dell'arco classico che tutti noi conosciamo, questo invece è stato inventato negli Stati Uniti negli anni 60 ed è un arco che è provvisto di carrucole come si possono ben vedere qui. Queste carrucole servono perché al momento in cui viene eseguita la trazione della corda, incamerano la potenza della trazione stessa e viene quindi lanciata la freccia con maggiore forza, quindi sono in grado di lanciare delle frecce con maggiore potenza e maggiore forza. È un arco più corto, più piccolo ed è stato inventato negli Stati Uniti in quanto serviva inizialmente soprattutto per la caccia, perché con questo si poteva entrare anche all'interno dei boschi in maniera tale da poter più facilmente cacciare. Adesso attualmente però è usatissimo anche nelle competizioni sportive, tant'è vero che viene usato nelle competizioni sportive accanto all'arco olimpico, accanto all'arco nudo. L'arco nudo non è altro che l'arco olimpico sprovvisto di mirino, sprovvisto di stabilizzazione, diciamo un arco più essenziale, sempre tecnologico ma più essenziale. Esistono poi, per chi ama invece le cose ancora più tradizionali, gli archi antichi, il longbow per esempio, è l'arco che noi ricordiamo di Robin Hood, quindi fatto di legno molto alto, fatto di legno e che naturalmente ha una potenza inferiore rispetto a questi archi, però ha un suo fascino del tutto particolare. Particolare, infatti. Senta, per tirare con l'arco, insomma, per usare un'espressione che sì, dovrebbe essere abbastanza corretta. Sì, corretta. Ci vogliono non solo qualità di precisione, ci vuole proprio la presenza, nel senso che il tiro con l'arco diventa anche una disciplina personale. Diventa una disciplina, anzi è soprattutto una disciplina, è uno sport e nello stesso tempo è una disciplina che la avvicina molto alle discipline orientali. Per tirare con l'arco serve un'attenzione e una presenza su di sé perché bisogna coordinare i movimenti in maniera tale da poter centrare l'obiettivo. Più tu sei presente a te stesso, più ti dimentichi le cose che ti possono passare per la testa e più ti concentri su quello che stai facendo e nello stesso tempo sei rilassato in quel momento, più riesci a ottenere dei buoni risultati. Quindi la presenza su di sé, l'attenzione, la determinazione anche in questo è una delle caratteristiche principali di un buon arciere. Non sei un buon arciere se cominci a pensare ad altro nel momento in cui stai per fare il tiro effettivamente. Quindi è molto importante avere una coscienza di sé, di quello che si sta facendo, un controllo del proprio corpo, in misura proprio infinitesimale. Bisogna stare molto molto presenti. Come potete vedere, Stefano Turon, che è venuto a trovarci questa mattina in studio, ha la divisa proprio della compagnia che rappresenta. Voi siete di Pernumia, che è un piccolo centro vicino a Monselice, certo. Siamo in provincia di Padova,
e rappresentate una delle tante realtà, perché in Veneto ci sono tante, chiamiamole scuole, ma insomma tanti gruppi che seguono il tiro con l'arco. Sì, sono ben 54 società in tutto il Veneto, quindi il Veneto è una delle regioni con più arcieri, superata solamente dalla Lombardia, ma la Lombardia è anche molto più grande, ha una popolazione maggiore, quindi noi siamo tra le maggiori regioni con più società e con più arcieri. È uno sport molto molto diffuso, soprattutto nella zona settentrionale dell'Italia e anche nel Lazio, diciamo che sono le zone in cui più è presente il tiro con l'arco, e particolarmente nel Veneto. E la cosa entusiasmante è che è molto ben rappresentato dai giovani, nel senso che ci sono moltissimi ragazzi giovani. Il tiro con l'arco è uno sport che può essere praticato dai 7 ai 99 anni. Quindi c'è una larga possibilità di essere all'interno di questa fascia di età. E però i giovani, in maniera particolare, sono ben rappresentati nel Veneto. Pensare che nel Veneto ci sono circa 2000 iscritti come arcieri e circa il 30% è nella fascia di età tra i 7 e i 20 anni. Quindi una bella fetta di persone. Basta venire alle gare, ce ne sono sempre, ovunque, in tutto il Veneto, per rendersene conto, perché la partecipazione giovanile è molto molto alta. Addirittura ci sono delle gare specificatamente gare giovanili, specificamente per i giovani, ci sono dei campionati proprio definiti, oppure delle gare sperimentali, come ad esempio il Trofeo Pinocchio, che sono riservate ai ragazzi dagli 8, dai 9 anni fino ai 12. Ed è un campionato nazionale questo. Fa un po' specie pensare persone così giovani in grado di avere quella capacità di concentrarsi e di vedere il bersaglio, per cui l'obiettivo, sì, a un'età in cui magari la loro mente potrebbe pensare a ben altro. Insomma. Ma questo è uno dei motivi per cui l'arco è estremamente formativo. È formativo proprio perché è in grado di indicare una strada, di far vedere quali sono le possibilità anche di ciascun arciere, fare rendere conto a un ragazzo di una certa età, di quell'età, che l'attenzione e la competizione sana che si ha in questo sport è un lavoro molto importante da fare su se stesso, quindi un investimento molto importante. Quindi c'è una competizione, ma non è semplicemente solamente fisica, solamente volta alla conquista. È anche la necessità di tirare meglio, e per tirare meglio bisogna migliorare se stessi, bisogna migliorare la propria postura, bisogna migliorare la propria attenzione, la propria concentrazione. Per questo è estremamente formativo. E quindi è uno sport che è consigliatissimo ai ragazzi in età scolare, perché sicuramente dà frutti anche in ambito extrasportivo. In questo senso quindi è una vera e propria disciplina, una disciplina di attenzione e di concentrazione. La vostra realtà, dobbiamo dirlo, ha un fiore all'occhiello anche, che è il settore femminile. Sì, noi ormai da qualche anno abbiamo un settore giovanile molto molto sviluppato, sia maschile che femminile, ma in particolare devo dire che gli ultimi anni hanno premiato le ragazze, in quanto dal 2014 abbiamo ottenuto ben 6 campionati, abbiamo vinto ben 6 campionati italiani nel settore ragazze. Gli ultimi 2 sono stati quelli del 2017, le nostre ragazze hanno vinto il campionato indoor e il campionato outdoor, perché l'arco, nelle gare di tiro con l'arco si svolgono in 2 differenti stagioni, quella indoor, quella invernale, ovviamente si svolge all'interno delle palestre, dove i tiri vengono effettuati su bersagli posti a 18 metri di distanza, questo per tutte le categorie e per tutte le età. Mentre la stagione estiva si fa all'aperto e lì le distanze sono diversificate a seconda dell'età, quindi i ragazzi che vanno fino ai 15 anni, 14 anni, tirano 40 metri. Man mano si allunga a 60 e a 70 per arrivare ai senior, che quindi sono, diciamo, l'età adulta, sono 70 metri la distanza del bersaglio.
Ecco, le nostre ragazze in questo caso hanno vinto negli ultimi campionati italiani la medaglia d'oro sia indoor a Bari e sia outdoor a Oderzo, che sono stati gli ultimi a settembre, quindi insomma è una bella realtà. A livello generale comunque il nostro settore giovanile è molto ben sviluppato, tant'è che da ben 2 anni noi partecipiamo alla finale della Coppa Italia Centri Giovanili, che è una coppa che è a livello nazionale, e l'ultima è stata a Gerenzano, vicino a Varese, qui a dicembre. È una coppa che raggruppa, che premia i migliori centri giovanili d'Italia, e i migliori 16 si scontrano nella finale, e noi per ben 2 anni siamo stati fra i primi 16. Tra l'altro con una squadra molto giovane, perché noi abbiamo una squadra molto molto giovane, visto che questa Coppa Centri Giovanili raggruppa ragazzi che vanno dai 9 ai 18 anni. Sì. Noi eravamo tra i più giovani e abbiamo avuto una gran bella esperienza, un ottimo piazzamento, per cui speriamo di continuare su questa strada, perché noi crediamo molto nella formazione dei giovani e nello sviluppo dei centri giovanili. Sì, è molto bello, non solo che siate una piccola realtà che è riuscita ad avere questi grandi risultati, ma anche l'ispirazione che vi muove. Un ragazzo che si propone in questa disciplina, ovviamente è un ragazzo che, adesso ci scusi l'espressione, viene anche caricato di una responsabilità che è quella non solo di effettuare un tiro, ma anche di dimostrare che la riuscita del suo gesto è qualcosa che gli deriva dalla sua capacità anche proprio mentale, come lei la definisce, per cui tante volte c'è il fatto di riuscire ad arrivare all'obiettivo che crea già un motivo di nervosismo, ecco, diciamo noi, cioè qualcosa che può distrarre la concentrazione. Insomma, gliel'abbiamo messa in termini così semplicistici. Sì, effettivamente è anche così, nel senso che comunque nelle gare esiste poi una componente mentale di raggiungimento di un obiettivo, che è quello di fare centro, sì, che è molto forte, e quindi anche questo è un lavoro che viene fatto sugli arcieri, in particolare su quelli che poi possono andare a competizioni importanti. Il lavoro mentale che viene fatto sull'arciere è molto molto importante. Certi allenatori definiscono la parte mentale dell'arciere come la componente più rilevante per ottenere un buon tiro, anche al di là della parte fisica e della parte dei materiali stessi. Per fare questo occorre naturalmente l'aiuto degli istruttori, e infatti l'arco è una disciplina che è molto sociale, nel senso che ha necessità comunque di coinvolgimento di più persone. Ci sono gli istruttori quindi che provvedono a dare i giusti consigli, le giuste direttive, sia tecniche sia anche psicologiche da questo punto di vista, per poter ottenere il miglior risultato. Un buon arciere è colui che incamera tutti i passaggi per poter fare un tiro corretto, e nello stesso tempo fa un lavoro su se stesso per poter eliminare qualsiasi fonte di stress o di, come posso dire, di incidenza negativa da parte di altri componenti. Quindi in questo senso è affascinante, perché non è solamente un tiro così, è un tiro che ha dentro una serie di componenti molto molto interessanti. Per questo dico molto formativi per i giovani, e direi anche per gli adulti, perché anche per gli adulti certo potrebbe essere interessante una valvola di sfogo per tante occasioni di stress, semplicemente perché nel momento in cui tu sei in linea di tiro e devi scoccare la freccia, per fare un buon tiro, un tiro corretto, devi liberarti da qualsiasi altro elemento che ti può disturbare, devi essere lì presente. C'è chi dice: tu devi essere l'arco, tu devi essere la freccia che va a colpire il bersaglio. Se non sei tale, non fai centro, non riesci a colpire, non riesci a ottenere l'obiettivo che vuoi raggiungere. E quindi ti devi liberare da qualsiasi altro pensiero ingombrante. Beh, è bellissimo, insomma, solo sentire la frase tu devi essere arco è splendido, cioè, anche perché diventi tutt'uno con lo strumento che usi. Insomma, la riuscita è una specie di lavoro di squadra con l'arco stesso. Insomma. Esattamente. E dietro
ogni arciere c'è veramente un lavoro di squadra, perché non sta solo il lavoro del singolo arciere, che comunque deve essere, ci deve essere, ma anche degli istruttori che vi lavorano dietro per poter migliorare. Ognuna delle società ha degli istruttori che voi potete trovare, ha degli istruttori che sono in grado di fare questo, di indicare qual è la strada, di correggere gli eventuali errori, di poter verificare quali sono i passi da fare e quindi svolgere l'allenamento corretto. Ci sono, sa, due elementi che sembrano conflittuali tra loro, cioè lei ci ha mostrato questi archi che sono anche un'espressione tecnologica importante dell'evoluzione dello strumento primordiariamente inteso e dall'altra c'è una società in cui noi viviamo, in cui, mi scusi l'espressione, stiamo diventando tutti orbi, perché fra il monitor del telefonino, fra il monitor del computer, altri strumenti che adesso chiamiamo anche device, cioè la nostra vista è già sottoposta ad uno stress non indifferente. Fare l'arciere significa riuscire non solo con la testa, ma anche, come lei stesso ha sottolineato, con la mente, per cui è anche l'occhio della mente che va verso il bersaglio. Adesso ci siamo sbilanciati. No, è verissimo, anzi da un punto di vista anche della stessa vista direi che aiuta perché, come diceva, sosteneva, appunto, ormai siamo abituati a vedere molto da vicino, vuoi la scrittura, ma vuoi anche soprattutto i telefonini così. L'arciere deve per forza guardare oltre, deve guardare il bersaglio, quindi è un ritornare a vedere le cose da lontano come il nostro occhio dovrebbe fare effettivamente, per cui aiuta moltissimo anche da questo punto di vista. In ogni caso è in controtendenza rispetto alla visione da vicino e il fatto di comunque mentalmente di andare al di là, di avere qualcosa di lontano. Teniamo conto che quando i senior che tirano, cioè gli adulti diciamo così, che tirano 70 metri è una distanza ragguardevole, devi veramente porti al di là di te stesso, cioè i 70 metri l'obiettivo è lontano, ma tu fai questo sforzo mentale, fai questo sforzo fisico, visivo, ma è uno sforzo che aiuta ad andare al di là del proprio posto in cui sei. Quindi, tu sei l'arco, tu sei la freccia, nel senso che tu segui la traiettoria anche impressa alla freccia per arrivare a quell'obiettivo lontano, cioè è affascinantissimo. Sì, se ci parla di queste distanze, non so, una persona, chiamiamola normale, pensare a qualcosa che deve colpire a 70 metri di distanza, sì, bisogna anche andare oltre quest'idea, vero? Esatto, bisogna andare oltre, anche perché comunque, come dicevo, si può partire, per chi si avvicina a questo sport, può partire tranquillamente nella fase invernale indoor, laddove ci sono i 18 metri. Certo. Tutti riescono a farcela tranquillamente, anche perché nel momento in cui si avvicina a una scuola, si fa un corso. Il corso inizia innanzitutto con le pratiche di sicurezza, perché comunque questa è comunque un'arma e quindi prima di tutto bisogna rispettare delle norme di sicurezza che sono assolutamente rigide. E poi, fatto questo, si impara come è fatto l'arco, come si deve fare poi i movimenti fondamentali per poter tirare l'arco. Ci sono dei movimenti fondamentali da cui non si può prescindere. Una volta fatto questo ci si avvicina ai primi tiri che vengono fatti normalmente a una distanza di 4-5 metri, dove c'è diciamo, una distanza tranquilla di sicurezza e lì si fanno i primi tiri, per poi allontanarsi sempre di più fino ad arrivare ai 18 metri. È una progressione lenta perché poi l'arco ha anche questa cosa che più tu tiri, più migliori il tuo tiro, ma soprattutto vedi che man mano che fai questo percorso la tua capacità di centrare l'obiettivo è sicuramente più alta. Quindi tutti riescono a farcela a un certo punto. Ed è sorprendente, perché io mi ricordo la prima volta che, la cosa che mi ha più sorpreso, la prima volta che ho centrato il mio 10, è stato veramente una gioia, perché ho pensato, anch'io ce la posso fare, ce la faccio anch'io, insomma, avevo da poco finito il corso, per cui... E da lì poi dopo, se uno vuole, può passare a passi successivi, a step successivi,
nel fare le distanze maggiori. Ma la libertà dopo è... Gradualmente, ma insomma, esatto, comunque è una soddisfazione, è una crescita progressiva. Noi ci fermiamo qualche istante, rimanete con noi perché con Stefano Turon della Compagnia Arcieri Sagittario del Veneto di Pernumi in provincia di Padova abbiamo qualche altro aspetto da approfondire, sempre molto affascinante. Rimanete con noi se vi fa piacere, torniamo fra qualche minuto. A tra poco. Ultima parte di 7 in punto, siamo tornati in studio con Stefano Turon della Compagnia Arcieri Sagittario del Veneto di Pernumi in provincia di Padova e siamo arrivati a un momento cruciale, cioè la spiegazione dell'utilizzo della freccia. A lei la parola dunque. Sì, ecco, questa vediamo una freccia già incoccata, già quindi posizionata nella posizione prima della trazione. Le frecce adesso sono queste, composte sono in alluminio oppure in carbonio. Hanno una punta, delle alette e poi la cocca che è il punto in cui viene appunto incoccata nella stessa corda. Si appoggia sul rest che Sì. è questo elemento che tiene alzata e poi c'è quest'altra parte che si chiama clicker che serve per misurare l'estensione particolare di ciascun arciere, perché le frecce sono personalizzate, nel senso che ciascun arciere ha un'estensione, quindi deve avere un'estensione, un'apertura, diciamo, tra l'arco e la propria spalla, e quindi deve avere delle frecce a misura, a propria misura. Una volta posizionata in questo punto, la freccia quindi la corda viene fatta la trazione della corda e giunta alla misurazione corretta viene lasciata e la freccia parte. La freccia parte tra l'altro curvandosi. Le frecce non sono fisse, hanno uno spine, cioè hanno una loro mobilità, possono essere più o meno dure, quindi parte muovendosi in pratica, creando quindi una sorta di percorso sinusoidale fino a incoccare il bersaglio. E la costruzione dell'arco è volta infatti a calcolare tutto questo elemento, questo è il mirino, quindi dove si centra il bersaglio, a incoccare esattamente il punto, quindi a seconda della distanza viene mosso il mirino. Viene regolato. Viene regolato, questa è una regolazione. C'è uno studio del colpo che è incredibile, insomma anche da un punto di vista aerodinamico, fisico. Sì, è una cosa molto interessante. La cosa molto interessante sono per esempio i riflettenti che hanno questa forma particolare, perché si è visto che in questa forma con diciamo, le punte stroflesse danno una maggiore forza, diciamo, alla freccia stessa. Questi variano a seconda del libraggio, perché ogni arco può avere una potenza diversa. Il libraggio è la misurazione della potenza che la trazione della corda imprime sulla freccia, e questo dipende dai flettenti. Possono andare da libraggi bassi, che usano i ragazzini, quindi parliamo di 15, 20 libbre. Ricordiamo che una libra è meno di mezzo chilo, quindi, sì, quindi sono circa meno di 10 kg per trazione, fino a quelli che hanno libraggi molto molto alti, sui 50, anche 40, 50 libbre. Questo significa naturalmente maggiore libraggio, maggiore la potenza con la quale esce la freccia. Non serve tanto probabilmente per i 18 metri, laddove tutti riescono a raggiungere, ma quando devi tirare a 70 metri col vento ci vuole una certa potenza di uscita della freccia, altrimenti ci arriva malamente. Per cui in certi casi servono dei libraggi un po' più alti. Ma anche questa è una cosa che si impara gradualmente e ognuno sceglie il libraggio che gli si confà di più, che gli è più necessario. I compound, in differenza, invece, sviluppano dei libraggi anche molto molto superiori. Teniamo conto che una freccia, quando esce dall'arco, viaggia a velocità molto alte, oltre i 200 km all'ora, quasi 290 se non mi sbaglio per il compound. Caspita. Quindi... Noi cogliamo l'occasione, anche visto che ci sta mostrando l'arco, anche la fabbricazione, soprattutto l'occasione anche per chiedere quali sono le scuole
più forti e più importanti nel mondo. Sì, beh, c'è una tradizione naturalmente occidentale, l'arco è uno sport occidentale, anche se ha, come dicevo, questa matrice di disciplina orientale, sì, che comunque gli si confà molto, però è di impronta occidentale, quindi soprattutto negli Stati Uniti c'è una larga produzione e una scuola molto forte. Negli ultimi 20 anni si è sviluppata però tantissimo la scuola orientale, in particolare della Corea del Sud, che attualmente è probabilmente la scuola più forte, sono i campioni da battere, sono quelli che hanno vinto le ultime competizioni, che noi abbiamo battuto, devo dire, come squadra nazionale maschile, però a Città del Messico negli ultimi campionati del mondo, per cui insomma siamo molto orgogliosi di questo. La Corea del Sud ha sviluppato una scuola molto molto valida, molto forte, sia nei materiali, perché ci sono dei materiali che vengono creati proprio lì in Corea del Sud, sia proprio come scuola di tiro con l'arco. Come dicevo, è una scuola molto rigida e molto efficace. Per la Corea del Sud il tiro con l'arco è quasi uno sport nazionale, non dico ai livelli nostri del calcio, ma insomma quasi. Stavamo per chiederle, ma non è che siano agevolati dagli occhi a mandorla? Non credo, ma lì è proprio una mentalità che sì, diversa, molto, molto particolare, una mentalità diversa che li realizza. Comunque noi ci difendiamo bene, noi come Italia ci difendiamo bene, perché abbiamo ottimi, valenti arcieri e tuttora, anzi diciamo che i giovani sono molto molto anche in crescita, abbiamo degli ottimi giovani nei primi posti della classifica mondiale. Ma anche come arcieri Sagittario voi avete cresciuto delle campionesse, dei campioni. Sì, devo dire che Gwendalina Sartori, che attualmente è una delle azzurre nazionali e che ha partecipato agli ultimi giochi a Rio de Janeiro, ha preso in mano il primo arco da noi, nella Sagittario del Veneto, nella nostra scuola. Da noi è cominciato, ha preso i primi rudimenti, poi dopo ha continuato ovviamente nel suo percorso arcieristico e sportivo, però siamo molto orgogliosi di questo, di avergli dato in mano il primo arco. No, sai, è una cosa molto bella perché crediamo che oltretutto da un punto di vista, chiamiamolo anche logistico, voi ribadiamo, siete una piccola località della provincia di Padova, però siete riusciti a creare questa realtà attrattiva anche per i giovani e per le persone che vogliono praticare questa disciplina. Crediamo che sia già questo un successo che vi inorgoglisce. Assolutamente sì, anzi ci piacerebbe addirittura incrementare questa realtà, farla più grande e anche soprattutto più accogliente, nel senso che ci piacerebbe che il nostro centro giovanile in particolare potesse essere ancora di più, quindi cercheremo anche di andare maggiormente nelle scuole, cercare di trovare altri ragazzi e altre ragazze appassionati di questo sport, perché poi la cosa incredibile è che forse da fuori l'arco può essere visto come uno sport freddo, comunque distante. Quando si comincia a tirare ci si appassiona enormemente, ci si scopre veramente come, deve essere una cosa credo primordiale che risale a qualcosa di molto antico, si scopre che cercare di controllare tutto se stessi per poter fare centro e raggiungere il proprio obiettivo è fantastico, è veramente una cosa appassionante, per cui molto spesso chi viene a fare il corso prova, soprattutto tra i ragazzi, poi continua perché ha un grande fascino. Il tiro con l'arco è uno sport affascinante perché è uno sport molto antico, come dicevo appunto risale all'antichità dell'uomo, ma nello stesso tempo è uno sport molto moderno. È uno sport molto antico perché ha a che fare con il mito Diana, dea della caccia, ma ricordiamo Ulisse, passando poi per i miti più vicini a noi, gli indiani d'America, ma Robin Hood, chi può dimenticare Robin Hood? E arriviamo fino ai giorni nostri quando nella letteratura per ragazzi, nella letteratura giovanile e nei film
appaiono queste figure, soprattutto femminili, di eroine dotate di arco. Vale per il cartone animato Ribelle, Ribelle, vero. che è un'arciera, The Brave, un arciere. Ma vale anche per Hunger Games, dove Katniss Everdeen, che in mezzo a tante altre armi, sceglie come propria arma l'arco, ed è una bravissima arciere. Quindi l'arco mantiene il fascino di un'antichità che si trova però estremamente moderna, come dicevo, una cosa antichissima, prendere in mano un longbow e prendere in mano l'arco di Robin Hood, e a fianco prendere in mano un compound e prendere in mano un gioiello tecnologico del tutto moderno. Poi il gesto stesso, che hai un coinvolgimento di tutti i muscoli del corpo, perché nel momento in cui tu tendi hai questa trazione, è bellissimo. Sì, infatti è un momento quasi di attenzione su sé e diciamo, di concentrazione sul proprio corpo, che è estremamente da disciplina orientale. Non a caso c'è una disciplina orientale che si chiama Kudo, che non fa altro che svolgere questi stessi gesti, e lo svolgersi di questi stessi gesti è la disciplina, non è tanto come per noi centrare un obiettivo, è proprio la gestualità del movimento. Beh, questo è molto importante. Potremmo stare qui una giornata intera a parlarne, tanto è affascinante proprio analizzarlo anche e non solo dal punto di vista del gesto atletico. Noi per questo, intanto che Stefano Turon sistema questi archi, che insomma sono anche importanti come dimensioni, ma ce ne sono anche di molto più grandi, noi lo ringraziamo, gli auguriamo buon lavoro, e soprattutto ricordiamo, per avere ulteriori informazioni c'è anche un sito www.arcierisagittario, vi ricordiamo una Genova e 2 Torino.it, arcierisagittario.it, per avere indicazioni. Certo. E ci sono anche i contatti, immagino. Ci sono i contatti, ci sono anche i nostri corsi che noi teniamo periodicamente, a cui tutti possono partecipare, sia ragazzi a partire dai 7 anni, sia per adulti. Noi svolgiamo solitamente in due diversi gruppi, il martedì per gli adulti, il sabato per i ragazzi. E basta contattare i numeri che trovate nel sito, e sicuramente lì ci sono anche le informazioni sulle nostre gare, le informazioni sulle nostre, diciamo così, attività sociali, e appunto quelli dei corsi, che credo che a chi si avvicina per l'arco è la cosa più interessante. Bello e anche terapeutico per eliminare quella rabbia di cui ci carichiamo quotidianamente. Magari anche al lavoro riusciamo ad arrabbiarci meno una volta che impariamo una disciplina di noi stessi. Se non altro si impara a gestire anche le emozioni in questo senso. Anche le emozioni. Grazie a Stefano Turon, buon lavoro anche per tutti i giovani che fanno parte dei vostri corsi, e anche per la vostra attività agonistica. Arrivederci e a presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci al nostro ospite, grazie a voi per averci seguito. Noi chiudiamo qui la puntata di 7 in punto, che si rinnoverà domani con altri approfondimenti, altri temi, altri ospiti da ascoltare. Buona giornata e arrivederci.